Allerta zanzare nel Padovano. Secondo l'ultimo bollettino veneto, nella provincia di Padova si contano circa un terzo di casi di dengue registrati nella regione da inizio anno. Tutti casi di importazione, ovvero di turisti di rientro da viaggi in paesi tropicali. L'ultimo ha riguardato una persona di Cittadella, che fa salire così a 19 casi di febbre dengue nel Padovano da gennaio su 62 registrati in Veneto. Ma come ogni estate a preoccupare sono i casi di West Nile, trasmesso dalla zanzara comune. Tra forme febbrili e neuroinvasive sono stati 30 i casi padovani da luglio, il numero più alto tra le province venete. C'è anche qualche elemento, come dire, che ci incoraggia, che abbiamo detto più volte. È iniziato a metà luglio il problema della West Nile, quindi diciamo 2 mesi più avanti rispetto a tanti casi avuti nel 2022, e infatti pensiamo che la stagione, essendo ormai avanti, non riproponga i numeri così elevati del 2022. Siamo lontani dai numeri dell'annus horribilis del 2022, quando ci furono oltre 250 casi nel Padovano, con 13 decessi tra maggio e settembre, i mesi in cui è alto il numero di zanzare comuni che, come ricordano i vertici dell'USL Euganea, sono costantemente monitorati insieme agli animali. Le zanzare che vengono prese con delle trappole le si contano, quindi si calcola quante zanzare ci sono e anche in che percentuali trasportano il virus, perché è evidente che se le zanzare, pur numerose, non portano il virus, la possibilità di essere contagiati è molto più ridotta. Un altro elemento è il controllo sugli uccelli, che sono diciamo un serbatoio del virus, e un terzo elemento importante di analisi sono i cavalli. È notizia di quest'oggi di aver riscontrato un caso di West Nile equino, cioè di un cavallo, a Limina. L'USL 6, in presenza di casi di dengue, avvia la disinfestazione che dura 3 giorni nelle ore serali. Per la West Nile scatta invece in presenza di un cluster. Operativo senza sosta un servizio di collegamento con i comuni. È presente sia una reperibilità, diciamo, medica per quanto riguarda proprio la gestione del caso umano, quindi viene contattato lui oppure i parenti, eventualmente il reparto si è ricoverato e si fa l'indagine epidemiologica. Successivamente intervengono i tecnici della prevenzione reperibili, che sono quelli che si interfacciano sia con la ditta di disinfestazione che col referente comunale per quanto riguarda sia la parte dell'ordinanza sindacale, che è essenziale per l'intervento, che anche per raccordarsi con la polizia municipale. L'USL 6 ricorda le precauzioni, che sono semplici, come usare il repellente, proteggersi con abiti chiari che coprono gambe e braccia, dotarsi di zanzariere, evitare di uscire nelle ore crepuscolari e svuotare sempre sottovasi e ristagni d'acqua. Non si sono registrati per ora a Padova invece casi di punture di ragno violino.